No, io volevo, prima delle due curiosità, io volevo, ma mi permette prima Armando, aspetta, prima come sempre. No, Armando, scusa, mi lasci parlare. Armando, perdonami che ti ho interrotto. No, figurati, non è un problema. Armando, che domanda puoi fare a Sandra? Allora, voglio dire, non c'è soltanto Ettore a fare domande cattive, ma questa volta ci sono anche io, perché... no, guarda, Gianni, permettimela questa cosa, perché... no, adesso basta. Perché qua tu stai a fare complimenti a Salda Vinci, basta. Qua non si fanno domande cattive, qua si fanno domande intelligenti. Ma delle volte esageri. Le domande cattive le lasciamo fare agli altri. Allora, aspetta, fai la domanda. sì, Ci penso io, Ma secondo la domanda cattiva. Ma allora voglio capire, caro Salda Vinci, quanto è cambiata la tua vita professionale da quando hai fatto Sanremo? Cioè, secondo te sei diventato un cantante nazionale o pensi di essere sempre il cantante melodico che sei stato fino a ieri? Perché questa domanda cattiva? No, perché molti pensano che Sanremo sia il trampolino che porti chissà quale successo, a quale Ma è stato un cantante. volevo... Ma che c'entra questa cosa? Non confondiamo le idee della gente ancora una volta. Che c'entra Salda Vinci con i neomelodici? Ho un Salda Vinci è un uomo uomo di Salda venduto in tutta Italia. Signori, allora, un momento, perché i milanesi comprano i dischi della gente che sta allora, un momento, che c'entra Salda Vinci con i neomelodici? Salda Vinci è per cortesia, è un artista che fa da quasi 30 anni questo mestiere, tra l'altro lo fa con grande educazione, con grande rispetto. Ma c'è solo anche un momento, stando anche sempre un po', stando anche sempre, anche di più. Poi scusa, no, voglio dire una cosa, poi la gente mi incontra per strada e mi dice perché Simioli non la fa parlare mai. Probabilmente dovresti chiamare Platinetta così la faresti parlare. Scusa. Allora litighiamo noi. Porta la parrucca la prossima Volevo dire a Salda Vinci e agli altri, perché Salda lo sa molto bene, che è un artista che fa questo mestiere da tanti anni, lo fa molto bene, ha fatto una grande gavetta, ha preferito restare a casa piuttosto che cantare canzoncine da 4 soldi per fare matrimoni e prime comunioni, e quindi volevo sottolineare con questo che la vittoria a Sanremo, il terzo posto a Sanremo, è la vittoria di tutti quei napoletani che sono confusi da tutta la spazzatura che arriva dalla musica napoletana e che finalmente a Sanremo hanno visto premiato un figlio di Napoli che ha talento, che ha delle cose da dire e delle grandi capacità. Con i neomelodici, scusate, con i neomelodici Gigino B, Ciccino M e Salvatore F non deve niente a che vedere. Chiaro? Non confondiamo le idee della gente. Giustamente io ti ringrazio Ettore, però volevo rispondere, visto che mi hanno fatto una domanda, per delucidarti un pochino le idee. Io sono nato nel 1976 lavorando con dei grandissimi attori del teatro napoletano che forse tu non conosci neanche, che è la grande famiglia Maggio, il grande Gennarino Palumbo, Doloressa Palumbo e quant'altro. Io ho fatto praticamente una gavetta e se tu conosci tutto mi dispiace tanto che non conosci un po' la mia vita come è andata. Io non ero un cantante, sono diventato un cantante quando ho iniziato a scrivere con io, e la mia prima canzone che io ho cantato, dove non me l'aspettavo, ma ho partecipato a un festival che era un po' l'anti-Sanremo fatto da Canale 5 condotto da Marco Buongiorno, cantavo in italiano e ho iniziato a scrivere canzoni pop. Il mondo neomelodico che io, tra virgolette, mi sta pure simpatico quando si va troppo nell'eccesso e nella volgarità, ma credo che tutti i napoletani ne prendono le distanze. Però ci sono delle cose abbastanza interessanti che potrebbero avere una risonanza più ampia. Il trash è una cosa, è come il napoletanismo, è una cosa che non mi interessa, ma non interessa, non so a quanti interessa. La napoletanità, quella è una forza che noi napoletani abbiamo. Io sono nato in quest'epoca, ho iniziato a scrivere delle canzoni pop, presentando i miei dischi sulla Palatea Nazionale e farmi conoscere un napoletano che aveva fatto un bagaglio precedentemente nel passato, ricco se vuoi, perché io ho fatto un cammino bellissimo, anche misterioso. Poi mi sono dedicato ad affrontare la musica della mia terra, facendo dei dischi in napoletano, ne ho fatto uno spettacolo, poi ho avuto il piacere di lavorare con il maestro De Simone, poi è arrivato Scognetti, che un po' mi ha cambiato la vita, ma non perché è un musical di successo, perché la gente mi acclamava, no, perché mi ha avvicinato a un mondo che forse prima io vedevo o leggevo sui giornali o lo vedevo in televisione, che è il mondo del sociale. Di questo mondo neomelodico, ahimè, ma non mi è mai appartenuto. Però ciò non toglie che
mi sta simpatico, anzi ci sono come dicevo prima, Napoli è un vulcano di grandi talenti, chi lo fa seriamente, chi ha qualcosa da raccontare. Io non sono un artista, non sono mai nato come artista magari fotografato fuori alle scuole, ti amo perché è il rossetto, no, perché mi sta simpatica la tua gonna, mi sono sempre dedicato a quel mondo dell'amore, ma un amore più sociale. Tutto questo chiudo che amo tra virgolette, nel senso che ti dicevo prima che il mondo neomelodico e le radio libere napoletane che esaltano questo fenomeno, perché esiste un fenomeno importante, va rispettato, ma ognuno di noi, c'è chi piace il rock, a chi piace il pop, a chi piace la salsa, a chi piace sa perché la musica è bella? Perché spazia a 360 gradi. Che segno melodico vuol dire, scusami Armando, è iniziare lavorando per matrimoni, feste di piazza. Anche io non dimentichiamo che Massimo Ranieri, Nino D'Angelo, allora possono dirsi segno melodici, perché anche Massimo ha cominciato a lavorare. Ma non credo che io non volevo, no aspetta, però in senso dispregiativo. Scusami, finisco, l'etichetta non è andare a cantare al matrimonio neomelodico, assolutamente. Il matrimonio è una cosa che io ho fatto da bambino e mi è capitato anche di fare. E se ci danno 50.000 euro fa pure rimando. No, diciamo la verità, non c'è bisogno di pagarmi così tanto. Non c'è bisogno di pagarmi così tanto, pure meno. Gianni, perdonami. Adesso c'è tempo per poter cantare. Aspetta, concludo velocemente. Sì. Allora, io apprezzo Sal Da Vinci perché l'ho visto in teatro, ti seguo, quindi non volevo essere cattivo nel senso, non volevo andare a colpire un punto, però voglio dire, ci sono tanti artisti che quando fanno Sanremo pensano di aver fatto, diciamo, di essere arrivati. Allora volevo capire se effettivamente mi sbagliavo con te, quindi è così. Ma io ti voglio dire, io ho fatto Sanremo, Allora, era un sogno, perché scusami, finisco. Alzati così. Volevo calpestare le tavole di quel palco e grazie, voglio dire, a questa canzone, al momento, all'insieme delle cose, a tutto quello che in qualche modo io ho sognato durante gli anni con la forza che mi ha dato la gente, ma io vivo nella mia città, non ho mai scritto canzoni fuori dalla mia città, ho portato a Sanremo la mia napoletanità che è stata una marcia in più per me, per cui io sono un figlio di questa città e devo fare ancora tanto per restituire quelle che lei mi ha regalato. Allora, io invece... Dai.